Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Il capo dello Stato Sergio Mattarella a Catania per la cerimonia d'apertura del trofeo CONI Under 14. Basian, solo 2 al momento le morti certe per annegamento, le altre vittime sarebbero rimaste soffocate. Intanto arrivano conferme che il portellone del veliero era chiuso. Si allarga l'inchiesta che portò all'arresto per corruzione e peculato della preside dell'Istituto Falcone a Palermo. Sono altri 6 gli indagati. 2 video ricostruiscono i momenti che precedono l'aggressione ad una donna bruciata con la benzina a Catania. Confermano l'ipotesi della premeditazione. Nuovi depistaggi dietro le stragi del 92. La procura di Caltanissetta chiede rinvio a giudizio per 2 ufficiali dei carabinieri. A Brucoli la convention di Fratelli d'Italia, messaggio della Meloni, Sicilia, paese del bello. Calcio, Catania a Caserta per ritrovare la vittoria esterna. In attacco Toscano potrebbe affidarsi all'ex Montalto. Il capo dello Stato questo pomeriggio è a Catania perché ha voluto essere presente alla cerimonia d'apertura della nuova edizione estiva del Trofeo CONI per atleti Under 14. Sentiamo Adelaide Barbagallo. Con lo slogan Vivi il tuo sogno, in Piazza Università a Catania la cerimonia d'apertura del Trofeo CONI alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dei vertici del CONI, a cominciare dal Presidente Giovanni Malagò. A Catania per le mini Olimpiadi, uno degli eventi sportivi giovanili Under 14 più importanti a livello nazionale, anche tanti campioni d'Italia Team. Teodofore d'eccezioni saranno le olimpioniche Rossella Fiammingo ed Alberta Santuccio, medaglie d'oro nella gara squadra di Spadia ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La 9ª edizione del Trofeo CONI vedrà coinvolti 4.000 atleti e atlete Under 14 in gara anche rappresentative di comunità italiane all'estero di Argentina, Australia, Brasile, Venezuela e Stati Uniti. Il Trofeo CONI è un appuntamento multidisciplinare che promuove la pratica sportiva tra i ragazzi attraverso la sinergia di tutto il sistema sportivo e con la partecipazione di numerose associazioni sportive. E torniamo ad occuparci della tragedia del Basian. Solo 2 al momento le morti certe per annegamento. Intanto arrivano conferme sul fatto che il portellone della nave sarebbe stato chiuso. Marco Gullà. Quella notte il portellone del Basian era chiuso, lo ha detto e ribadito il capitano della Sir Robert Baden-Powell, la barca che si trovava nelle vicinanze del veliero affondato il 19 agosto nelle acque di Porticello. Il comandante della barca olandese, insieme ad alcuni membri del suo equipaggio, scattò delle foto allo yacht del magnate britannico Mike Lynch, ancorato a poca distanza dalla sua imbarcazione. Dalle foto si vede che il portellone era chiuso. Intanto al momento la certezza clinica della morte per annegamento riguarda solo 2 delle 7 vittime della tragedia. Si tratta del proprietario della nave, il magnate Lynch, e del cuoco di bordo, il canadese Recaldo Thomas. Per le altre non si può escludere l'ipotesi già circolata a margine delle indagini italiane della procura di Termini Imerese di una fine ancora più atroce causata da possibile soffocamento. Lo confermano anche gli inquirenti britannici nell'udienza di apertura di un'inchiesta parallela a quella italiana avviata nel Regno Unito. Inoltre chi indaga ha aggiunto che alcuni degli ospiti a bordo potrebbero essere sopravvissuti inizialmente all'affondamento dello scafo grazie a una qualche bolla d'aria, salvo restare intrappolati nelle loro cabine sott'acqua e morire in seguito all'esaurimento dell'ossigeno. Una fine atroce per loro. Si allarga l'inchiesta sui casi di corruzione alla scuola Falcone di Palermo. Intanto l'ex preside Daniela Loverde chiede di patteggiare. Sentiamo Manlio Viola.
Basta, non ne posso più di vivere in mezzo agli imbrogli. Lo diceva Daniela Loverde, la preside dell'Istituto Giovanni Falcone allo Zen di Palermo, non sapendo di essere intercettata. L'anno prossimo, continuava, io non ne faccio più PON, tanto a me non mi pagano e bambini non ne vengono. Sono soltanto alcuni stralci di intercettazioni che emergono dal nuovo provvedimento che ha portato oggi a 6 nuovi avvisi di garanzia e al sequestro di somme illecitamente percepite per 20.000 euro nei confronti di 11 persone, quasi tutti docenti di quella scuola. È la seconda parte dell'inchiesta sulla distrazione dei fondi comunitari assegnati alla scuola antimafia dello Zen, proprio la Giovanni Falcone. L'inchiesta del 21 aprile dello scorso anno ha portato all'arresto della preside Daniela Loverdi, appunto, e del suo vicepreside Daniele Agosta, oltre a un professionista esterno alla scuola, accusati di peculato e corruzione. Durante un interrogatorio l'ex preside ha ammesso di recente che il suo numero 2 lavorava poco, nonostante fosse stato nominato referente per quasi tutti i progetti e fosse necessaria la presenza contestuale di esperto e tutor. Nel corso dell'interrogatorio l'ex preside, che ha chiesto poi di patteggiare, ha affermato anche che diversi progetti non erano stati portati a termine. Adesso ai nuovi indagati sono stati contestati svariati episodi in cui gli insegnanti avrebbero attestato falsamente sia la loro presenza sia quella degli alunni all'interno dell'istituto, apponendo firme o presenze false anche in orari extracurricolari. Sono 2 i video che mostrano la premeditazione e incastrano le 2 donne accusate di tentato omicidio a Catania per aver dato fuoco ad una 26enne. Adelaide Barbagallo. È stato un gesto studiato, organizzato e messo in atto con lucida ferocia, scrive la GIP Simona Ragazzi nell'ordinanza. Queste immagini mostrano la premeditazione e incastrano Agatina Vitanza e Alessandra Rosa Gennamari, entrambe di 42 anni, le donne accusate di tentato omicidio a Catania per aver dato fuoco a Giusy Scalogno, la 26enne, finita suo malgrado al centro di una lite tra famiglie per un fidanzatino conteso tra 2 minorenni. Nel primo video vediamo l'acquisto di un accendino, non uno qualunque ma antivento, con la fiamma più potente e diretta. Verrà ritrovato nel luogo dell'aggressione in via Capuana. Quest'altro video mostra l'acquisto della benzina in una bottiglietta. Prima la lite tra minorenni, volano insulti, parole grosse. Vitanza, mamma di una delle 2, decide di recarsi a casa dell'altra ragazzina. Vi brucio come topi, vi do fuoco. Gli elementi raccolti indicano in lei la donna che getta la benzina sui parenti e la famiglia contrapposta. Ad aprire la porta Giusy Scalogno, accanto a lei sua madre, la madre della ragazzina protagonista della lite. Volano altri insulti, parolacce, poi l'accensione dell'accendino e le fiamme che avvolgono Giusy Scalogno e feriscono anche la madre della ragazza nel tentativo di salvare dal fuoco la figlia. Vitanza ha cercato di scagionare l'amica Gennamari dicendo che non era accanto a lei al momento dell'aggressione, ma le testimonianze e i video smentiscono la sua versione. Entrambe si sono recate con l'auto della Gennamari ad acquistare accendino e benzina ed erano assieme quando la Scalogno è stata investita dalle fiamme appiccate. Entrambe si sono poi rese irreperibili per poi recarsi insieme in caserma. Ancora ombre sulle stragi del 92. La procura di Caltanissetta chiede il rinvio a giudizio per 2 ufficiali dei carabinieri. Pesante l'accusa, depistaggio. Giusy Lazzara. Senza fine l'inchiesta sulle stragi di mafia del 92, la procura di Caltanissetta ha chiesto il rinvio a giudizio con la contestazione di depistaggio per l'ex generale dei carabinieri Pellegrini, stretto collaboratore di Falcone, e l'ex ufficiale dell'Arma Tersigni, oggi in pensione. Secondo l'ipotesi accusatoria, i 2 ufficiali in servizio alla direzione investigativa antimafia avrebbero intralciato i pubblici ministeri che cercavano riscontri alle dichiarazioni del collaboratore Riggio sulla strage di Capaci. L'ex agente della polizia penitenziaria è poi finito in carcere per i suoi rapporti con i clan mafiosi. I 2 carabinieri non avrebbero vagliato le dichiarazioni e sono accusati di aver affermato il falso ai pubblici ministeri di Caltanissetta che chiedevano chiarimenti e avrebbero ostacolato le indagini finalizzate ad acquisire elementi per comprovare l'autenticità delle dichiarazioni di Riggio. A Caltanissetta indagati in altri 3 filoni di indagine per depistaggio anche 4 poliziotti per la gestione del falso pentito scarantino nella strage di Via D'Amelio. A Brucoli la convention di Fratelli d'Italia, le radici della bellezza. Luca Ciliberti.
Si è aperta ad Augusta la seconda edizione della manifestazione nazionale di Fratelli d'Italia, Italia, le radici della bellezza, una kermesse battezzata proprio dalle sorelle Meloni, Giorgia con un messaggio nel quale ha ricordato la ricchezza del patrimonio culturale, artistico e turistico del paese, Arianna in presenza invece ha sottolineato i numeri in crescita di lavoro, export e presenze turistiche. Tutta l'Italia ha delle bellezze uniche al mondo. Questo governo finalmente è riuscito a valorizzarle come meritano. Lasciamo agli altri questa, fantastica ricostruzione che fa la sinistra di noi, lasciamo a loro le chiacchiere, noi continuiamo a rimboccarci le maniche, dritti verso la meta, infaticabili e concentrati, umili e studiosi come sappiamo fare noi. Tra le presenze della prima giornata c'era il presidente del Senato Ignazio La Russa, che è entrato sulla polemica legata ai cortei pro-Palestina. Io non parlerò mai a favore di un divieto, però quello che mi stupisce è che se le ragioni di una manifestazione sono abnormi, come in questo caso, le forze politiche facciano finta di niente. Io non sono per vietare i cortei, sono per giudicare le ragioni dei cortei. La 3 giorni di Augusta succede ai 9 giorni di Expo e G7 a Siracusa, che hanno catalizzato l'attenzione sulla Sicilia. Chi sta alla storia della Sicilia sa perfettamente che la tradizione della destra in Sicilia è sempre stata molto radicata, nonostante siano passati gli anni. Sono cambiate anche le posizioni della destra italiana su molti temi. Vi è stato un riposizionamento nel senso conservatore della destra italiana, ma le radici profonde non gelano mai. Turismo, infrastruttura, cultura e formazione sono i temi sui quali i militanti del partito si confronteranno fino a domenica, giorno di chiusura, in cui è atteso il ministro per la cultura Alessandro Giuli. Continua la mobilitazione ad Agrigento contro la crisi idrica, in piazza anche gli ambientalisti che invocano i dissalatori. Davide Sardo. La città di Agrigento è tormentata dalla sete da decenni, ma pochi ricordano una condizione di sofferenza come l'attuale, con turni di erogazione che a volte sono attesi oltre 30 giorni. Altrettanto grave è la crisi ad Enna, con turni ogni 6 giorni, e a Caltanissetta 10 giorni. I cittadini si mobilitano, protestano, si radunano in piazza innanzi a municipi e prefetture. Ad Agrigento si prosegue ad oltranza in piazza Pirandello, ai piedi del comune. Volevo fare una domanda ai signori del Consiglio, quelli dell'opposizione, ma l'acqua loro ce l'hanno? Perché io non vedo nessuno di loro che protesta, quindi o c'hanno l'acqua o non hanno problemi di crisi idrica loro. A fianco dei cittadini anche i rappresentanti delle associazioni ambientaliste, Mare Amico e Lega Ambiente. Siamo ad ottobre e nulla è cambiato, la crisi è stata partita da marzo del 2024, ancora si cercano i pozzi, non si trovano perché in ogni caso siamo in piena desertificazione della Sicilia, quindi anche trovare pozzi è una cosa assolutamente temporanea. Noi abbiamo il mare, tutto intorno alla Sicilia è un'isola, ha il mare. Non dobbiamo indugiare ulteriormente, abbiamo bisogno dei dissalatori. Noi vorremmo che si puntasse il dito sui finanziamenti persi, in particolare quelli per il rifacimento dell'intera rete idrica, ma anche su tutta una serie di altre attività obbligatorie, opportune e necessarie, quali il contenimento dei consumi. Nella provincia di Palermo invece si procede al razionamento. Da lunedì prossimo 7 ottobre l'acqua sarà distribuita una volta a settimana, a rotazione in diversi quartieri per 24 ore. Un infermiere è stato picchiato al pronto soccorso dell'ospedale civico di Palermo da un paziente. L'uomo, che accusava un forte dolore al petto, voleva andare via. Poi ha colpito al volto l'infermiere provocandogli un grave trauma. Sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno denunciato il paziente. E ancora a Palermo una donna di 34 anni è stata colpita da una scarica elettrica mentre stava lavando il pavimento di un palazzo in Corso dei Mille. Si è accasciata ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Si trova adesso nel reparto di rianimazione. Continua la pulizia della cenere dalle strade di Catania con interventi e zone rimozione, ma a volte non tutto fila liscio. Tonino De Mana.
è ancora lì, eppure sono passati quasi 2 mesi. La cenere dell'Etna ricopre ancora strade e marciapiedi di Catania, ormai fa parte integrante della città, rappresenta quasi una caratteristica insieme ai sacchetti della sabbia vulcanica e della spazzatura disseminati ovunque, nel caso specifico in un'aiuola o quel che resta di Largo Podgora. Via Umberto e le strade limitrofe risentono ancora dell'approssimativa rimozione della cenere lavica, ma un'altra rimozione, paradossalmente, sembra essere più celere. È la disavventura di un residente che si è visto portare l'auto con il carro attrezzi, proprio perché in quel tratto di strada era previsto lo spazzamento. Una mattina mi ritrovo senza macchina, non potendo accompagnare i bambini a scuola, con il pensiero che si siano rubati la macchina. Considerando il fatto che avevano messo un foglietto a metà strada e io, avendola posteggiata ad inizio strada, non ho potuto accorgermi del fatto. E non solo questo, ho dovuto pagare il carro attrezzi, ho dovuto pagare una multa. L'automobilista si è rivolto alla nostra linea di WhatsApp al numero 342 74 55 005. Oltre al danno, la beffa per lui. La beffa più grande è il fatto che la strada è rimasta intatta. In via Umberto, lo vedete, divieto di sosta e fermata da mezzanotte alle 10 del mattino per il 25 settembre. A giudicare dagli accumuli di cenere, sembra che nessuno abbia provveduto alla pulizia. E mentre il nostro telespettatore si è visto portare l'auto con il carro attrezzi, si assiste inermi al parcheggio selvaggio, con gli orari di carico e scarico mai rispettati e con furgoni in ogni angolo. Sono già state pubblicate sulla homepage del sito del Comune di Catania le graduatorie dei candidati idonei ai concorsi per titoli ed esami per 80 posti di vigili urbani. Alle prove preselettive che si sono svolte nei giorni scorsi al Pala Catania si erano presentati in 6.000. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità. Tornando vi racconteremo anche della voglia di tanti giovani siciliani di restare a studiare nell'isola. A tra poco. Non vogliamo andarcene dalla Sicilia, vogliamo studiare qua. Il messaggio che tanti studenti palermitani hanno mandato a chi governa l'isola. Sono 222.000 i siciliani che dal 2000 al 2020 sono dovuti emigrare. Questa è un'emorragia continua. Una bandiera della Trinacria che sventola, i volti corrucciati, uno striscione che campeggia di fronte a Palazzo delle Aquile, sede del comune di Palermo. Fermiamo l'emigrazione dalla Sicilia. Una manifestazione simbolica e significativa, quella di tanti studenti palermitani che questa mattina hanno pacificamente sfilato per le vie del capoluogo. Noi dalla Sicilia non vogliamo andarcene, dicono. Fermiamo questa emorragia. Bisogna investire per permettere alle persone di restare in Sicilia, perché questo è il tema, questo è il motivo per cui siamo scesi in piazza, ossia per il fatto che la scelta di emigrare alla Sicilia in realtà non è affatto una scelta, è una costrizione. 20.000 giovani l'anno se ne vanno perché non ci sono opportunità di studio, non ci sono opportunità lavorative, ci sono servizi fondamentali che mancano. Giovani che ogni anno lasciano la Sicilia per trovare lavoro al nord Italia o all'estero, ma c'è chi lascia l'isola anche per motivi di studio. In maniera diretta o indiretta, ognuno di noi ha un parente che vive fuori, che vive a Bologna, a Milano, che vive addirittura fuori dall'Europa, in America, in Australia. Ma soprattutto la tematica dell'immigrazione è una tematica che tocca le corde dei cuori di tutti noi siciliani, giovani e in particolare studenti. Secondo il saldo migratorio Istat dal 2000 al 2020 sono dovuti emigrare più di 222.000 siciliani, un'emorragia continua che scorre ancora oggi a un ritmo di 10.000 partenze l'anno, toccando anche partenze di 19.500 partenze come nel 2019, prima del Covid. Ogni anno un sacco di persone se ne devono andare per trovare condizioni sanitarie migliori, ore e ore di volo, spesso anche molto cari per trovare cure migliori. E noi in quanto studenti ogni anno sappiamo che entrare a scuola significa comunque entrare in un posto che molto probabilmente avrà un sacco di problemi a livello strutturale. E poi un messaggio alle istituzioni: create le basi per la permanenza dei giovani. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi torniamo con la pagina sportiva per parlare tra l'altro del Catania in cerca di vittoria. A tra poco. Calcio, il Catania cerca punti a Caserta per restare in alta quota. Mister Toscano tiene tutti sulla corsa. Servizio di Tonino De Mana.
Vincere a Caserta per dare un seguito alla vittoria sul Monopoli e per dare un segnale al campionato, perché, nonostante gli infortuni ed i problemi, il Catania c'è e vuole recitare un ruolo da protagonista. E tra i protagonisti vuole ritagliarsi uno spazio anche Alessandro Raimo, 25 anni, chiamato in causa contro Giuliano e Cerignola, è capace di dimostrarsi all'altezza della situazione. Ho davvero tanto piacere ad essere qua, ad aver fatto le prime presenze, aver dato una mano alla squadra e ecco, spero che ce ne siano ancora tante e niente, sono davvero felice di essere qua a Catania. Mister Toscano ha bisogno di tutti ed ognuno vuole dare il suo contributo. Credo di esserci arrivato anche nell'età giusta, con la maturità giusta, e spero di poter dare una mano alla squadra per raggiungere l'obiettivo. Domenica alle 15 servirà il miglior Catania per cercare di allungare la striscia positiva. A destra dovrebbe tornare Guglielmotti, in avanti Scalpi da Montalto, ex di turno, mentre Inglese potrebbe subentrare a gara in corso. Al Pinto dirige Nicolò Turrini della sezione di Firenze. Intanto è ufficiale, il prefetto di Caserta ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Catania. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.